Buonasera a tutti, cari amici di Baldo TV, eccoci nuovamente sintonizzati per quanto riguarda l'appuntamento settimanale con la rubrica A Bel Tempo si spera. Come di consueto andiamo in onda alle 20:45, quindi vi rinnoviamo sempre, naturalmente se lo desiderate, di seguirci con le tematiche anche a livello di climatologia e di meteorologia, anche se questa sera faremo una parentesi comunque sempre molto importante. Prima di presentare l'ospite d'eccezione che comunque abbiamo già avuto modo di conoscere nelle puntate precedenti. Rinnovo l'augurio a tutte le donne all'ascolto per la festa della donna che appunto ricade proprio oggi, lunedì 8 marzo, quindi auguri a tutte voi che siete all'ascolto e anche a tutti coloro che comunque avranno modo di seguirci in differita. Chiedo anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando di intervenire anche in modo proprio pratico, attivo, attraverso dei commenti interattivi, in modo da poter anche, diciamo, alimentare, arricchire l'appuntamento di questa sera in modo proprio tangibile e concreto. A questo punto noi andiamo a diciamo, fornirvi il tema che andrà a contraddistinguere la serata. E questa sera parleremo di inquinamento e di sostanze inquinanti che comunque in particolar modo caratterizzano il nostro territorio regionale. Abbiamo un esperto, una persona veramente qualificata che ha, diciamo, studiato, si è anche laureato proprio nel modo specifico proprio in queste tematiche. Lui è Davide Parolin, vicepresidente dell'Associazione di Meteo in Veneto, che ho il piacere di avere ancora con me questa sera come ospite. Buonasera Davide. Buonasera anche a te Riccardo, buonasera a tutti e anch'io rivolgo i miei più cari auguri a tutte le donne per la festa della donna che è oggi 8 marzo e porto anche i saluti dalla nostra associazione Meteo in Veneto, di cui sono vicepresidente. Hai detto molto bene, sei vicepresidente di Meteo in Veneto, poi naturalmente quando avrai modo anche di parlare in modo, diciamo, mirato della trattazione che faremo appunto questa sera, comparirà anche la pagina che, eccola qui, che appunto vediamo in sovraimpressione, che dà anche risalto alla informazione meteorologica che come di consueto è sempre chiaramente costantemente aggiornata. Davide, questa sera, l'ho già anticipato, parleremo di inquinamento atmosferico che ha, diciamo, molte sfaccettature al riguardo. Tu sei, diciamo, una persona molto all'interno di questa tematica e hai studiato proprio riguardante questo tema davvero molto importante che comunque abbraccia anche le caratteristiche del nostro clima e quindi lascio a te la parola. E di cosa vuoi parlarci? Da dove vuoi iniziare questa sera? Allora, innanzitutto una piccola premessa, nel senso che si va all'inquinamento e soprattutto si vanno a voglio illustrarvi un attimo che sono i maggiori inquinanti che possiamo trovare in atmosfera. Ce ne sono molteplici, Sì, possono essere sia di origine naturale che anche di origine artificiale. Avrei anche la presentazione, la faccio partire. certo, Ok, prego. allora, l'inquinamento Vediamo dell'aria tutto. è sicuramente anche di dominio pubblico che effettivamente in aria troviamo moltissimi composti che, come dicevo prima, possono essere sia di origine artificiale che sia di origine naturale. E questi effettivamente possono essere suddivisi in primari e secondari. Allora, innanzitutto i primari sono emessi direttamente dalle sorgenti e quindi li troviamo tali quali in atmosfera, come ad esempio il monossido di carbonio, l'ossido di azoto, l'anidride solforosa e anche gli idrocarburi volatili. Questi si originano ad esempio da fenomeni naturali che, come vedremo dopo, ad esempio le eruzioni vulcaniche o processi batterici, insomma, sono tutti quei fenomeni che
queste molecole si originano e vengono direttamente emesse in atmosfera. In altri modi, però, vi sono dei processi secondari, vi sono degli inquinanti detti anche secondari, effettivamente, che sono derivanti da altre reazioni che possono essere sia chimiche o fotochimiche, quindi indotte ad esempio dalla radiazione solare o da altre fonti sempre di radiazione più o meno intensa, pensiamo ad esempio alla radiazione UV, e che sono ad esempio l'ozono, che troviamo anche in troposfera, non solo nello strato, il famoso strato presente in stratosfera, in cui vi è il 90% circa dell'ozono, possiamo trovarlo anche in troposfera, quindi nella parte più bassa, la parte in cui viviamo, possiamo trovare ozono. E questo, come vedremo dopo, ha anche dei danni abbastanza concreti e comunque importanti per gli organismi viventi. Anche il diossido di azoto oppure l'acido nitroso e l'acido nitrico, che poi per deposizione sia umida e quindi in forma liquida praticamente tramite ad esempio la pioggia oppure l'umidità dell'aria, si riesce a depositarsi, oppure anche in forma attraverso i nitrati, per esempio, in forma solida con il particolato atmosferico. Successivamente ci sono anche altri composti in cui non mi dilungherò perché sono composti che troviamo meno diffusi effettivamente in atmosfera, ma che in taluni casi possono effettivamente ricoprire essere rilevanti, ecco, in zone in cui per esempio ci possono essere delle emissioni di natura industriale o di processi particolari che effettivamente vanno ad indurre una maggiore presenza, una maggiore concentrazione, ecco, di questi inquinanti. E inoltre va ricordato che tra gli inquinanti è presente anche il particolato atmosferico, che è ben presente e lo sentiamo sempre nominare durante il periodo invernale. E questo insieme anche ad esempio il piombo, che veniva largamente usato come antidetonante all'interno delle nostre benzine rosse fino ai primissimi anni 2000, che poi successivamente è stato soppiantato dal benzene, perché effettivamente ci si è accorti che il piombo era un composto contenente il piombo, non vado effettivamente a dilungarmi troppo, però andava a depositarsi sia sui bordi delle strade, ma poteva anche essere raccolto, ecco, all'interno del particolato e poi poteva finire nei nostri polmoni. Poi vedremo anche queste dinamiche, però innanzitutto partiamo con l'anidride solforosa. L'abbiamo ben presente ad esempio dalle eruzioni vulcaniche, negli incendi di foreste e anche nell'ossidazione di composti volatili dell'azoto. Queste sono le tre forme naturali. Le forme antropiche sono la combustione di materiali contenenti zolfo. L'anidride solforosa era largamente diffusa durante il XIX secolo per il riscaldamento oppure per le industrie che andavano effettivamente a carbone. Ma oggi la ritroviamo anche nei processi industriali come l'allestimento della pirite, che è fondamentale per ottenere l'acciaio, perché si va praticamente a bruciare carbon coke, che ha in parte anche di composti solforosi, quindi con lo zolfo, e questi poi in atmosfera andrà ad essere rilasciata anidride solforosa. Quindi gli effetti sulla salute e comunque anche sull'ambiente possono creare trachiti, bronchiti, comunque tutte quelle patologie da intossicazione delle vie aeree, comunque da irritazione delle vie aeree, e poi sull'ambiente c'è le cosiddette piogge acide. In larga parte contengono una parte di anidride solforosa che sciogliendosi all'interno dell'acqua va a creare quello che è l'acido fosforico e quindi è altamente corrosivo e altamente dannoso e reattivo per tutti quei tessuti vegetali e tessuti anche animali, perché ovviamente questa natura altamente aggressiva, possiamo chiamarla tranquillamente aggressiva, nei composti carboniosi, ha bisogno di elettroni, quindi li va a trovare nell'ossigeno, nel carbonio, in tutti quegli altri composti che comunque compongono la vegetazione e anche la materia vegetale e la materia vivente. Quindi effettivamente se poi noi andiamo, se questa pioggia acida va a ricadere anche in corpi idrici, come per esempio i laghi oppure i mari,
o anche i fiumi possono effettivamente indurre un'acidificazione di queste acque e effettivamente creare un danno sia alle alghe, per esempio, o anche ai pesci. Un altro importante, per così dire, anche rilevante, ecco, inquinante sono gli ossidi di azoto. Ricordiamo che questi sono prevalentemente di origine antropica, perché il loro processo di formazione è, per così dire, molto semplice. Cosa succede? Che, ad esempio, in un motore, in un qualsiasi motore, aspira aria per funzionare, per bruciare la benzina o il diesel. E cosa succede però? Non c'è solo ossigeno. Quindi, perché sappiamo bene che l'aria della nostra atmosfera è composta per circa solo il 21% di ossigeno, che è effettivamente quella parte che poi sarà carburante per il nostro comburente, che è la benzina o comunque il diesel o il kerosene, ad esempio anche degli aerei. Quindi cosa succede? Che noi andiamo ad intromettere in camera di combustione anche dell'azoto, questo scaldato ad altissime temperature, anche se è un gas inerte, pressoché inerte nella sua forma molecolare N2, cosa succede? Riesce a reagire con l'ossigeno formando questi ossidi di azoto che nel caso, come succede nelle auto, il tubo di scarico è sicuramente a temperatura molto inferiore rispetto effettivamente alla fiamma, in cui raggiungiamo anche temperature largamente sopra i 200-300 gradi, anche di più. Questi ossidi si compongono, vanno a reagire con l'ossigeno presente all'interno della camera di combustione e poi successivamente anche dopo il tubo di scarico, ecco che quindi si formano questi ossidi di azoto. Questi poi vanno a reagire con altri complessi che ci sono all'interno dell'atmosfera, comunque altri composti, e in particolare possono andare a formare il cosiddetto ozono troposferico, di cui ti abbiamo parlato anche prima. E questo, diciamo, è il fine maggiore in cui si hanno e che effettivamente l'ossido di azoto ha. Andare a produrre ozono troposferico o comunque partecipare, ecco, alla formazione di ozono troposferico. Effetti dannosi sono molto più blandi, diciamo, perché ogni poco gli ossidi di azoto tendono a reagire molto velocemente, infatti hanno una vita media di permanenza in atmosfera di al massimo un giorno, al confronto ad esempio dell'anidride solforosa che poteva perdurare in atmosfera per 1 mese, 2 mesi addirittura. E quindi effettivamente anche i tassi di scambio all'interno dell'atmosfera e comunque della colonna d'aria sono molto meno rilevanti, ecco. In particolare dicevo proprio perché all'interno dei motori a scoppio, in particolare i motori diesel, come vedete scritto nella slide, proprio perché i motori diesel hanno una più alta temperatura per indurre lo scoppio, originato dalla pressione più alta a cui effettivamente deve essere sottoposto il diesel per poter scoppiare, per poter effettivamente incendiarsi e poi originare tutto il resto. Quindi maggiore la temperatura, ovviamente più grande sarà anche il dislivello, chiamiamolo così, quindi la differenza di temperatura che c'è poi allo scarico e quindi maggiore sarà la formazione di NOx. Quindi arriviamo poi effettivamente all'ozono troposferico, che si tratta effettivamente di un inquinante secondario, quindi che si origina non tal quale in atmosfera, non viene emesso tal quale in atmosfera, ma si forma attraverso altre reazioni che, ad esempio con gli NOx, ma anche con radiazione UV che riesce in qualche modo ad arrivare in troposfera, perché non ben assorbita all'interno dell'altro ozono presente in stratosfera, ecco che quindi la radiazione UV riesce a rompere la molecola di ossigeno, che sono due atomi di ossigeno messi insieme, ecco che c'è un ossigeno da solo e può andare a reagire con l'NOx per poi dare ozono o con altre molecole di ossigeno o con l'NOx e poi dare ozono troposferico. Questo fenomeno di formazione dell'ozono troposferico è maggiormente diffuso in estate in contesti molto inquinati, proprio perché in estate abbiamo una maggiore radiazione luminosa, molta più luce, molto più calore, quindi molta più energia in gioco
e maggiore possibilità di rompere molecole di ossigeno e creare ozono troposferico. Questo inquinamento è detto anche inquinamento fotochimico, proprio perché si origina grazie alla radiazione luminosa, la radiazione UV radiazione luminosa e radiazione UV che riescono a fare all'interno della troposfera. L'ozono troposferico va ricordato che è altamente irritante per gli occhi e per il naso e anche un'esposizione a basse concentrazioni può produrre affaticamento e difficoltà respiratorie. Quindi assolutamente prestate attenzione alle persone che possono essere asmatiche oppure avere problemi cardiaci, perché potrebbe creare una sottoordinazione, ad esempio, del sangue, quindi dei tessuti della persona, tessuti del insomma, di creare grossi problemi, alterazioni anche. Inoltre è altamente tossico per molte specie perché è reattivo e quindi può andare a reagire praticamente con le cellulose o comunque le cellule vegetali. Inoltre danneggia la gola e quindi i nostri pneumatici o tutti quegli accessori che abbiamo di matrice gommosa. Inoltre è un gas che quindi produce riscaldamento dell'atmosfera, proprio perché la sua formazione e poi la sua successiva dissociazione, che poi può ritornare ad essere ossigeno ossigeno molecolare e ossigeno atomico, rilascia energia, rilascia calore e quindi è un'altra fonte di gas serra. Inoltre un altro così dire inquinante, neanche per così dire, è un inquinante anche il monossido di carbonio. Anche questo può avere sia origine da fonti, da fenomeni naturali, sia da fenomeni antropici, come le attività vulcaniche, i processi biologici negli oceani, alcune microorganismi o anche organismi maggiori, ecco, possono produrre monossido di carbonio da alcune reazioni chimiche al loro interno e da fenomeni antropici che sono i processi di combustione con poco ossigeno. Quando sentiamo parlare ad esempio di focolari che durante l'inverno vengono accesi e poi le persone possono avere delle intossicazioni, stordimenti e cose del genere, proprio perché queste persone erano in presenza di monossido di carbonio data da una combustione, quindi da un fuoco spento che non riusciva ad ardere nel modo più corretto, non aveva abbastanza ossigeno per ardere, quindi questa reazione non avviene in assenza di ossigeno, con una bassa concentrazione di ossigeno. Ecco che avviene un'altra reazione che non porta alla formazione di CO2, ma porta alla formazione di CO, perché c'è meno ossigeno. E in questo caso la metà delle quantità prodotte è proveniente da attività antropiche. Quindi, grosso modo, le emissioni che abbiamo in atmosfera annualmente di monossido di carbonio sono di origine antropica. Abbiamo visto prima come l'ozono troposferico non si può effettivamente stimare queste quantità, invece nell'NOx sappiamo che è largamente di origine antropica, dati i processi da cui si originano, mentre l'anidride solforosa vado a ricordare che in piccola parte è di origine antropica, poiché le emissioni da fonti naturali, quali ad esempio i vulcani, sono la maggiore fonte di anidride solforosa. Ovviamente va ricordato gli effetti nocivi del monossido di carbonio, che se inalato si lega all'emoglobina, è largamente più efficace il suo legame che crea con l'emoglobina rispetto all'ossigeno e quindi non arriva più ossigeno ai nostri tessuti, soprattutto quelli più lontani, ecco, dal cuore e dai polmoni. Ecco che quindi si possono avere effetti tossicologici di diverse entità, proprio perché più o meno gravi in base all'esposizione a cui l'organismo è sottoposto, l'organismo della persona in questione a cui è stato esposto a concentrazioni rilevanti di monossido di carbonio. Questo inquinante ha una vita abbastanza corta perché poi reagisce subito con l'ossigeno, può reagire con l'ossigeno con altri composti presenti, con altre molecole presenti in atmosfera. Ecco che quindi
la sua vita, diciamo, è di più breve durata. Andiamo poi a parlare dell'ultimo inquinante, che è quello che viene nominato più spesso, di quello che effettivamente poi si ha, per così dire, anche una più... lo si può vedere di più, ecco, perché effettivamente è una polvere, sono polveri finissime, è eterogeneo il particolato, perché può essere composto da una vastità enorme di composti chimici, può essere di origine, come vedremo poi, anche naturale e antropica, e può creare anche danni sia all'ambiente che anche alle persone se inalato o ha presenza all'interno di composti che possono essere reattivi, magari per le cellule che compongono i nostri polmoni, per esempio, o la pelle anche. E va ricordato che è ubiquitario, perché il particolato lo troviamo ovunque. Lo possiamo trovare dal Sahara, lo possiamo trovare qui da noi, quindi in provincia di Treviso, lo possiamo trovare anche in mezzo all'Adriatico, in ogni punto c'è particolato. Allora, andiamo a citare quali sono effettivamente le origini del particolato e ci sono fenomeni naturali come le emissioni vulcaniche, le polveri vulcaniche, gli incendi di foreste che producono effettivamente questo particolato e poi anche l'erosione del suolo, che queste hanno anche la polvere che effettivamente vediamo ad esempio alzarsi nelle spiagge o comunque anche dopo periodi siccitosi, ecco, dai nostri suoli, queste va a comporre quello che è il particolato naturale presente in atmosfera. E va ricordato ad esempio che la nostra penisola italiana è soggetta ad esempio alle polveri sahariane. Nell'ultimo periodo, qui a febbraio, abbiamo avuto alcune, data la risalita dell'alta pressione di matrice subtropicale, ecco che ha portato con sé anche una parte di queste polveri, la parte più leggera, la parte effettivamente con un diametro molto più piccolo. E quindi effettivamente, data lo spostamento di massa d'aria così, dato lo spostamento di una massa d'aria così importante, è riuscita a portare con sé anche un po' di questa polvere, che poi abbiamo trovato sulla neve, ad esempio. Ricordo le foto che apparivano in molte località montane, ma anche qui da noi, quando ci accorgevamo che effettivamente le nostre macchine erano sporche di polvere dopo la pioggia o quando effettivamente magari vi era la rugiada la prima mattina o la brine. Però il particolato si origina anche da processi antropici e questi sono quelli più pericolosi, per così dire, perché possono creare molecole più piccole. Invece la sabbia e i processi naturali tendono a formare delle molecole delle particelle più grandi, e invece i processi antropici possono creare particelle più piccole. Va ricordato anche gli incendi, ma in questo modo non voglio effettivamente gli incendi delle foreste o comunque del materiale vegetale, ma magari incendi di materiale artificiale, plastica per esempio, tutti quei composti che hanno formati da idrocarburi, cose del genere, quindi tutti quei materiali che sono stati creati dall'uomo, materiali artificiali, quindi i processi industriali producono particolato e anche il traffico veicolare, perché non tutto il la benzina oppure anche il diesel va bruciato, restano delle piccole catene effettivamente di carbonio e queste possono essere effettivamente dei nuclei, dei centri di nucleazione, scusate, che poi andranno ad originare il particolato atmosferico. E, oltretutto vi sono anche processi secondari, quindi come abbiamo visto prima, delle altre molecole che entrano in gioco e vanno a formare particolato. Quindi il particolato può essere formato da tantissime cose, ecco che è eterogeneo, perché in base alla sua fonte può essere anche preciso, ma soprattutto
possiamo andare effettivamente a capire, se andiamo a campionare il particolato, quali sono le maggiori fonti di particolato in quella zona. Per esempio, se ci troviamo in un'area al centro della Valpadana e abbiamo maggiormente particolato fine e quindi PM2,5, cosiddetto PM2,5, possiamo presupporre che sia maggiormente di origine antropica e soprattutto da processi industriali o dal traffico veicolare, proprio perché tende a essere più piccolo questo particolato. Mentre qua, quando abbiamo, come ad esempio il mese scorso, una presenza maggiore di sabbia in atmosfera, ecco che possiamo, il PM2,5 sarà in forma minore, sarà presente in una concentrazione più bassa, e il PM10, che è una misura più grande, sarà effettivamente presente con una concentrazione maggiore, ecco che quindi avremo una maggiore presenza di fonti naturali all'interno del nostro particolato. Poi Davide, scusami un attimo se ti interrompo, ecco, Dimmi. tra l'altro compare proprio nel momento opportuno anche la cartina che va un po' a rispecchiare anche la Valpadana. Volevo anche un tuo parere che va, diciamo, a dare risalto, un'idea del perché spesso registriamo dei valori che vanno a superarsi anche di PM10 proprio nel nostro territorio padano. Ovviamente ha un'incidenza anche l'orografia, diciamo la caratteristica orografica del territorio, immagino. Certo. Vuoi Certo, aggiungere infatti, qualcosa? sì, sì, certo, infatti volevo proprio adesso un po' soffermarmi su questo aspetto perché è abbastanza importante ed effettivamente troviamo ad esempio le concentrazioni di PM10 e PM2,5 più alte d'Europa. Le troviamo qui in pianura padana, proprio perché per orografia la nostra è una vallata, è una grande vallata e non ci troviamo soggetti ai grandi spostamenti d'aria, alle masse d'aria che provengono addirittura, ad esempio, che possono provenire da nord o da est, e ci ritroviamo praticamente in un ambiente che è più chiuso, ecco, con meno rimescolamento d'aria e soprattutto durante l'inverno, quando abbiamo un minore rimescolamento data anche dalla meno insolazione, quindi dalla meno radiazione luminosa che va a riscaldare meno le masse d'aria, quindi c'è un minore rimescolamento dell'atmosfera. Inoltre tutto abbiamo delle inversioni di temperatura che possono essere più in basso di quota, ecco che quindi lo strato in cui si può diffondere il particolato che noi andiamo ad immettere, ad esempio dalle nostre caldaie, dalle nostre auto, dalle nostre industrie, ecco che ha una minore altezza su cui distribuirsi e quindi se lo spazio in cui può distribuirsi questo particolato è minore, la sua concentrazione va ad aumentare. Se noi effettivamente... Davide, scusami, anche spiegare, ad esempio, perché molti, diciamo, ascoltatori o telespettatori che comunque ci seguono e seguono tra l'altro anche la pagina di Meteo in Veneto, alcune volte, insomma, ci fanno degli interrogativi inerenti al perché queste polveri sono particolarmente presenti quando abbiamo condizioni di alta pressione o ancora meglio quando la situazione è magari soggetta a condizioni di nubi basse, di foschie, nebbie, specie se persistenti sulla eh, pianura interna. Vuoi Certo, spiegarcelo? certo, proprio per questa ragione, proprio perché abbiamo un poco rimescolamento delle masse d'aria, quindi la massa d'aria tende a ristagnare all'interno della pianura padana, quindi si accumula all'interno di quest'area che rimane sempre lì tutto il particolato che noi emettiamo, tutti i fumi per esempio, tutte le emissioni, ecco, in genere delle nostre industrie, come Sì. dicevo prima, caldaie, piante di riscaldamento delle stufe a legna, vengono immesse all'interno dell'atmosfera. Il problema poi è che quando, soprattutto nelle situazioni in cui c'è ristagno di temperatura e la radiazione luminosa è meno forte, quindi c'è meno calore in gioco, meno energia, ecco quindi abbiamo un'inversione termica più bassa. Il primo strato praticamente non riesce a rimescolarsi completamente con l'alta atmosfera, con la parte più alta della troposfera. Ecco che quindi questo strato rimane sempre lì e si arricchisce sempre più di particolato.
E questo si va a vedere, ad esempio, in alcuni grafici che non ho riportato qui perché sarebbero stati abbastanza più complessi. Praticamente si può vedere effettivamente come vi è una variazione della concentrazione durante il giorno e ci si potrebbe aspettare che, ad esempio, alla mattina ci sia meno particolato, invece ce n'è di più proprio perché c'è una temperatura più bassa, lo stato di inversione termica si abbassa. Ecco che quindi questa differenza, ecco, di temperatura va ad incidere di più in pratica. Maggiore è la differenza di temperatura che troviamo all'interno della quota e quindi effettivamente lo strato di nubi basse è più in basso e quindi ad esempio abbiamo il fenomeno della nebbia, ecco che abbiamo una maggiore presenza di particolato, proprio perché l'inversione termica, questo strato di inversione termica è più basso, quindi lo spazio di rimescolamento, ecco, del particolato è minore e aumenta la sua concentrazione. Ecco E perché è quando, importante. ad esempio, Davide d'inverno, che ultimamente lo sentiamo, lo vediamo anche in alcuni forum, ma anche proprio nella nostra associazione, nel nostro gruppo, nella nostra pagina, notiamo proprio che sentiamo anche in alcune condizioni climatiche, meteorologiche, parlare di neve chimica. Vuoi, diciamo, in modo anche abbastanza approssimativo, spiegarci di cosa si tratta? E soprattutto cosa la va a differenziare dalla neve classica che comunque cade in condizioni anche meteorologiche completamente, diciamo, diverse. La neve chimica si origina dall'acqua e il particolato in pratica. Quindi il particolato funge da centro di nucleazione, quindi tutte le particelle d'acqua fanno congelarsi attorno al particolato, a queste particelle. Il problema è che già il particolato di per sé è pesante, quindi cosa succede? Che si accumula l'acqua all'interno e cade improvvisamente. Ecco che abbiamo neve che non è effettivamente neve, ma è particolato ricoperto da un po' di acqua che noi lo ritroviamo, però quella, la sorta di neve, ecco, che va a cadere eh, sono gli inquinanti e il particolato che effettivamente prima avevamo in atmosfera. Certo, hai fatto bene a Penso di... spiegarlo anche perché diciamo, la neve chimica spesso va ad essere presente in condizioni non di tempo perturbato, ma diciamo contrariamente in condizioni di alta pressione, quindi quando la situazione sotto il profilo barico è anche sostanzialmente stabile, giusto? Sì, proprio perché quella poca umidità riesce a congelarsi, diciamo, attorno al particolato, a queste piccole particelle, e, e poi però va ad appesantirla a tal punto che poi cade e in casi di forte inquinamento, di forte presenza di particolato, quindi con tassi largamente superiori effettivamente ai 50 parti per milione, che è la soglia, per così dire, di salutare, ecco, qui effettivamente sarebbe Certo. comunque migliore che fosse largamente inferiore la concentrazione. Praticamente se abbiamo concentrazioni più alte c'è molta più probabilità, ecco, che si origini il fenomeno della neve chimica e ovviamente anche i danni alla salute possono essere maggiori. Eh beh, certo, perché in questo caso il particolato che tu hai anche ben menzionato, tendendo quindi a rimanere anche abbastanza, diciamo, prossimo al suolo, chiaramente poi questo lo andiamo a respirare, è inevitabile. Vuoi continuare la Sì, tua, diciamo, la tua tematica inerente proprio a quello che stavi dicendo poc'anzi, Davide? Vai pure. certo. Allora, continuando effettivamente su quello che è il particolato atmosferico, vediamo un attimo di capire anche perché si chiamano PM10 e PM2.5, perché molte volte li sentiamo Sì, nominare e vengono anche scritti addirittura nei giornali in modo errato, però sì. effettivamente andiamo a vedere perché si chiamano PM10 e PM2.5. Allora, PM10 e PM2.5 indicano il diametro aerodinamico di queste particelle. Cosa succede? Che per definizione noi non possiamo andare effettivamente a catalogare le particelle in base al loro diametro effettivo, ma dobbiamo paragonarle a qualcosa che sappiamo, qualcosa di noto, ecco. Ecco che quindi eh,
noi andiamo a catturare all'interno dei nostri filtri, ad esempio, che sono nella rete ARPAV, tutte quelle Sì, particelle che hanno un diametro aerodinamico noto, che in questo caso è diametro 10. Ed è lo stesso diametro che avrebbe una particella con una densità unitaria di 1 grammo su centimetro cubo. Ecco che quindi noi andiamo a paragonare la nostra particella, che avrà sicuramente un diametro più grande, eh, andiamo a costruire una struttura, un impattore, quindi un filtro che vada a catturare quelle particelle che hanno quella densità, anche se hanno un diametro maggiore. Poi veniamo effettivamente a quelli che sono gli effetti sulla salute umana, che sono molto importanti perché il particolato può differenziarsi in 3 categorie. Vi è il particolato inalabile, che è il particolato che possiamo dedurre superiore al PM10. Riusciamo ad avere, grosso modo, il particolato possiamo vederlo come il PM15, PM20, ecco, con diametri largamente superiori al PM10. Invece il PM10 fa parte, possiamo per così dire, definirlo come anche il particolato toracico, proprio perché riesce ad entrare nella trachea e a superare tutto il sistema di filtraggio che noi abbiamo a livello del naso. Infine, vi è il particolato respirabile, che è quel particolato che è in grado di penetrare nelle alveoli polmonali. Ecco che, come vediamo dal grafico, il PM2,5, che è quello più fino che noi, anche gli strumenti dell'ARPA, per esempio, vanno a campionare, è largamente più basso della parte invece della linea respirabile. Quindi tutto il PM2,5, che è quello più fino, noi lo respiriamo ed arriva fino ai bronchi e può arrivare addirittura fino ai nostri alveoli polmonari. Questa curva pressoché si potrebbe andare a interferire come un PM4, quindi un particolato atmosferico con un diametro aerodinamico di 4 micrometri, perché ricordiamo che il particolato atmosferico si misura in micrometri, quindi particelle molto molto piccole. Questa invece è la curva sarebbero curve di taglio, vengono definite. Comunque questa è la curva dell'efficienza di penetrazione, quindi effettivamente vediamo come la curva del PM10 va pressoché a ricoprire la curva del particolato toracico, che effettivamente il PM10, tutta la parte superiore al PM10, scusate, tutta la parte inferiore al PM10, quindi con diametri più piccoli di 10, riesce ad arrivare fino al torace, fino alla trachea, fino a questo punto, e può creare effettivamente, se all'interno di questo particolato sono presenti composti aggressivi per le nostre cellule, può creare effettivamente grosse problematiche. Può creare irritazioni, può creare bronchiti, tracheiti, mal di gola in genere, può crearli, proprio perché va ad irritare e può andare anche a creare ulteriori problemi. Qui ho riportato anche effettivamente quali sono le due definizioni, perché si va a campionare sia il PM10 che il PM2,5 con degli certo, impattori. hai fatto bene a metterlo in risalto così anche i nostri telespettatori e ascoltatori capiscono anche la differenza che è veramente rilevante. Hai fatto bene a sottolinearla. Assolutamente, perché il PM10 e il PM2,5 si vanno a misurare con due strumenti differenti, proprio Differenti, perché sì. andare a campionare delle particelle dal diametro aerodinamico di 2,5 micrometri è molto più difficile rispetto a campionare un particolato con un diametro di 10 micrometri. E quindi effettivamente noi abbiamo un'efficienza che ha nei nostri impattori, quindi nei nostri strumenti,
per essere definito PM2, PM10 deve avere un'efficienza di campionamento del 50% con di particelle aventi un diametro aerodinamico di almeno 10, inferiore a 10 micrometri. Invece no, scusate, allo stesso modo anche per il PM2.5, quindi abbiamo un'efficienza di penetrazione del 50% all'interno del nostro strumento. Adesso effettivamente vi mostro anche come è fatto un impattore inerziale, e quindi questo è il nostro strumento. Alla base l'aria entra da queste fessure attraverso questo piccolo ugello, e la maggior parte del particolato, quello più grossolano, ecco, va ad impattare qui. Il particolato più fine, quindi il particolato il PM10 o il PM2.5, riesce a risalire e andare ad impattare effettivamente nel nostro filtro di campionamento. E questo è il filtro che poi andrà pesato e andrà analizzato per capire effettivamente qual è la concentrazione di particolato all'interno dell'atmosfera e quali sono i suoi componenti. Quindi se sono di origine, ad esempio, crostale, se sono di origine industriale, se sono di origine vulcanica, per esempio. I limiti che troviamo in legislazione sono di 40 microgrammi metro cubo per all'interno dell'anno, quindi su media annuale, e di 50 microgrammi metro cubo per giornaliero, e questo non può essere sforato più di 35 volte l'anno. Quindi, grosso modo, se già in un mese sforiamo tutti i giorni, ci siamo bruciati, tra virgolette, quasi tutti i giorni di sforamenti che abbiamo in un anno. Invece Questo per il valore PM2.5, ovviamente, Davide, riguarda le PM10, giusto? sì, PM10 abbiamo questo valore, invece per il PM2.5 abbiamo solo un valore limite medio annuale che è di 25 microgrammi metro cubo. Sì. E all'interno del sito di ARPAV poi, se successivamente, dopo alla fine magari della presentazione, possiamo anche darci un'occhiata insieme, effettivamente andiamo a trovare i valori e le concentrazioni effettivamente campionate della giornata precedente, che sono state validate da ARPAV, e quindi ci sono varie stazioni disposte nel territorio. Possiamo effettivamente capire qual è la concentrazione di particolato sia di PM10 in stazioni e di PM2.5 in alcune zone, dipende effettivamente dai campionati presenti nella centrale di misura. Possiamo capire qual è il particolato che troviamo in atmosfera e quali possono essere effettivamente i danni che può causare, ecco. Certo. E vi ringrazio per l'attenzione, e ultima cosa vorrei farvi notare come in questi giorni si è parlato a parlare di Etna, e quindi adesso abbiamo capito L'edizione dell'Etna, con questo sì, piccolo sì. excursus abbiamo capito come effettivamente puoi mettere tantissimi inquinanti, non solo il fumo che abbiamo. Questo fumo può essere di anidride solforosa, può essere ricco di particolato, può essere ricco anche di monossido di carbonio, che sono tutti inquinanti che ritroviamo in atmosfera, e soprattutto li ritroviamo nei paesi e nelle province attorno, ecco, al vulcano. Ecco che l'attenzione che ci deve essere molto alta, proprio perché è un fenomeno naturale, però può creare danni sia alla popolazione ma anche alle attività produttive, per esempio l'aeroporto per le polveri e tutto quello che ne consegue, anche la cenere che ritroviamo sulle coltivazioni, sui frutteti che ci sono presenti in Sicilia, che già leggo un articolo più ieri che sono sul punto di chiedere allo stato di calamità, proprio perché ci sono dei danni che cominciano ad essere ragguardevoli sia alle Sostanziosi. coltivazioni sia anche sia alle attività produttive, ecco, del posto. Certo. Ecco qui, Davide, sei...
domande o altro, sono qui. Sì, guarda, avevi menzionato anche, diciamo, il sito dell'ARPAV, se hai modo, prima di concludere, anche di, diciamo, dare un'altra considerazione al riguardo. Dicevi prima, poco fa, che appunto c'erano anche degli accorgimenti da poter notare attraverso il sito. Se hai modo, possiamo anche molto velocemente dare uno sguardo, una considerazione insieme. Certo, adesso faccio lo share screen un attimo solo della pagina. Tranquillo. Intanto hai eh, veramente menzionato molto bene, diciamo, tutta la tematica. È stato veramente molto scandito anche l'aspetto degli inquinanti e anche l'effetto che hanno anche nell'organismo, di tutti noi. Ecco, adesso vediamo appunto, ecco, ti do la parola. ecco qui, sono proprio nell'home page, ecco, di ARPA, e poi adesso anche da poco hanno aggiornato effettivamente tutto il sito, lo troviamo sulla situazione PM10 e possiamo andare a Sì? vedere sia i dati in diretta e anche il bollettino per effettivamente andare a valutare quella che è la situazione del particolato con diametro dinamico 10 micrometri. Ecco, hai fatto molto bene anche a ricordarlo. Questa è E la poi va bene, situazione di oggi sì. e queste poi ci sono anche le previsioni per la giornata del 9 e del 10, ecco. E successivamente ci sono sicuramente anche i dati, ci sono anche, è possibile, ecco, risalire ai dati precedenti. Quindi c'è anche la possibilità anche di appunto andare ad osservare quello che ci ha caratterizzato anche nel recente, quindi perfetto. Certo, Quindi ad esempio ti nei dati ringrazio anche annuali. per questo suggerimento. Sì, in questo caso si può andare a vedere effettivamente bene eh, quali sono stati Sì? effettivamente, anzi no, sui dati validati, eccoli qua. Questi sono i dati indiretti, che ci sono alcuni campionatori praticamente diretti che analizzano all'istante praticamente le concentrazioni di PM10 e volevo mostrare ad esempio Pederob, che è molto più vicino, mi sa il paese più vicino a Valdobbiadene. Sì, è vicino, molto molto vicino alla nostra sede anche di Valdo TV, quindi hai fatto bene anche a, diciamo, descrivere Esattamente, antiche quindi realtà. questi sono i dati validati, quindi per le giornate precedenti degli ultimi 10 giorni. Sì? E E cosa notiamo? vediamo come. Allora, nella giornata del 7 e del 6, in cui avevamo anche un grosso rimescolamento delle aree, comunque avevamo vento e tutto il resto, le concentrazioni sono basse. Invece nella giornata, ad esempio, di venerdì, in cui vi era un'inversione termica maggiore, quindi anche vedevamo una maggiore presenza di nuvole, ecco, che la concentrazione era già di 80 micrometri metro cubo, quindi una concentrazione già sopra soglia, sopra dei 50, che è Posizione, la sì. nostra soglia massima giornaliera, e anche nella giornata precedente del 4 eravamo, in queste 2 giornate siamo stati sopra soglia, quindi l'aria che ovviamente andavamo a respirare aveva un tasso, una concentrazione troppo alta, ecco, che può indurre, se questa è un'esposizione cronica, quindi perdurata nel tempo, può indurre a pratiche all'apparato respiratorio più o meno Certo. gravi in base a predisposizioni genetiche, in base a anche patologie magari che possono affliggere, ad esempio l'asma o altre patologie comunque di natura respiratoria, possono ecco, andare a Ad creare aggravare. problemi via via, magari anche maggiori, certo, anche ad aggravare, certo, quello che effettivamente è già presente. Grazie mille Davide veramente per la spiegazione, intanto anche per
essere stato con noi questa sera. Se non hai altro da aggiungere, io ti faccio salutare un po' al pubblico, ti chiedo anche di rimanere in linea per i saluti poi anche nel fuori onda, ovviamente. E io ringrazio Davide Parolin, vicepresidente dell'Associazione Meteo in Veneto. Come avrete notato, le tematiche trattate questa sera hanno un po', diciamo, messo un po' fuori la climatologia e la meteorologia, anche se comunque ci sono dei paralleli, perché abbiamo appunto visto che anche le condizioni climatiche comunque hanno un'incidenza su alcune tipologie di appunto emissioni anche di polveri e comunque di sostanze inquinanti. Quindi comunque è sempre bene diciamo ampliare questo tipo di conoscenza e quindi comprendere anche questi aspetti che non sono affatto di seconda importanza. Grazie ancora Davide e io ti lascio la parola per i saluti finali. Ah, no, in backstage. Ah, no. Sì, vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio anche te Riccardo e anche la redazione di Valdo TV per l'occasione, che è sempre importante parlare di queste tematiche, perché si tratta anche di ambiente, di quello che ci accade ogni giorno, perché effettivamente l'aria la respiriamo tutti ogni giorno, l'ossigeno ci serve per vivere. E quindi vi ringrazio, vi auguro una buona serata e una buona continuazione, ecco, e vi ricordo anche che le iscrizioni e comunque la campagna associativa per la nostra associazione di Meteo in Veneto è ancora aperta e vi ringrazio ancora. Buona serata. Certo, io mi permetto anche, Davide, tanto penso che tu sia d'accordo con me, molto brevemente, senza entrare troppo nel dettaglio, ampliamo un po' una parentesi anche legata a quello che ci è capitato nella pagina Instagram nel recente, così avvisiamo anche coloro che sono appunto i nostri telespettatori e ascoltatori di Meteo in Veneto, cosa è capitato, così ricordiamo anche come anche per poter procedere in caso, per evitare anche di imbattersi in situazioni particolari. Lascio a te la parola perché sei ovviamente il vicepresidente. Sì, nella giornata proprio di sabato il nostro profilo, il nostro account è stato violato da, sembra essere un gruppo di hacker o comunque degli informatici che hanno effettivamente violato il nostro profilo, hanno cambiato il suo nome e hanno cambiato le sue informazioni di base. Ora lo trovate come Sharon 10K e ci stiamo muovendo attraverso i canali ufficiali di Instagram affinché venga riconosciuto questa violazione che c'è stata della nostra identità, ecco. Quindi speriamo che la situazione torni al più presto alla normalità e speriamo anche vivamente di poter recuperare il profilo, che effettivamente Instagram accolga le nostre richieste, dato che il cambio è stato plateale, nel senso che i contenuti che poi sono andati ad essere divulgati o comunque condivisi non rispecchiavano in nessun modo quello che è la nostra identità e il nostro fine, ecco, il nostro è di divulgazione della meteorologia e della buona meteorologia e della scienza e delle Infatti, scienze dell'atmosfera in genere. Infatti hai detto bene perché appunto i nostri telespettatori o comunque tutte le persone che ci seguono hanno appunto visto questa anomalia e giustamente hanno chiesto informazioni, quindi è stato anche opportuno da parte nostra spiegare che ovviamente la cosa non era dipesa da noi, anzi eravamo i primi a essere mortificati per queste situazioni veramente Certo, spiacevoli che si sono appunto andate a creare. è stato Sì, scritto prego, anche prego. nella nostra pagina Facebook, c'è stata fatta una comunicazione proprio per spiegare questa dinamica che c'è stata. Ovvio che rimaniamo adesso in attesa perché come direttivo ci stiamo muovendo affinché questa violazione
venga notata anche da Instagram e ci venga venga, accolta, sì. se possibile, effettivamente ci venga ridato il nostro account perché lo dobbiamo ai nostri sostenitori, lo dobbiamo alle persone che ci seguono, ovviamente, e anche a noi stessi perché è sempre un furto, in un certo modo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E cosa consigli alle persone che ci stanno seguendo, che stanno seguendo l'account, di togliersi temporaneamente come seguaci oppure di pazientare e rimanere all'interno dell'account? Perché molte persone ce lo chiedono, quindi è giusto anche dare una Eh, spiegazione. Direi di aspettare qualche giorno ancora e di portare un attimo di pazienza perché, ripeto, adesso stiamo aspettando i tempi di Instagram e quindi di Facebook perché alla fine adesso Instagram è stato comprato ormai da anni da Sì, acquistato, Facebook sì. e quindi adesso rimaniamo in attesa e seguiranno sicuramente dei comunicati nella nostra pagina Facebook, attraverso i nostri canali, comunque seguiranno dei comunicati che vi spiegheranno, vi terranno aggiornati e ovviamente sì, vi Però spiegheranno quello che è successo o comunque come ci muoveremo, anche magari se intenderemo aprire un nuovo account o cose del genere. assolutamente. Grazie mille Davide davvero per questa precisazione perché era doverosa anche al nostro pubblico ovviamente, in modo che, come hai detto, Grazie a te per l'occasione. Grazie a te per è stato anche l'occasione scritto. perché è sempre importante anche essere trasparenti rispetto ai soci e alle persone che ci seguono. Ma assolutamente sì, anche perché ci ha, diciamo, rattristati noi per primi, perché ovviamente ci siamo trovati in una situazione improvvisa, anche, devo dire, anche triste e sconcertante, quindi è stato assolutamente, insomma, doveroso anche chiarirlo a tutti coloro che ci hanno appunto seguito e che continuano così con ampio raggio a seguirci. Grazie mille Assolutamente, Davide, assolutamente. L'ultima cosa velocissima e prego, resta prego. comunque il grossissimo rammarico da parte di tutto il nostro gruppo di editor che lavora effettivamente sia in pagina Facebook sia nel nostro account Instagram perché è- ci sentiamo rubati, ecco, ci sentiamo che è stato Certo. rubato una parte del nostro lavoro e soprattutto del lavoro delle persone che seguivano il nostro account e che seguivano i nostri canali social. Grazie Anche ancora perché, Riccardo. Comunque. ma figurati, anche perché comunque è un lavoro sommato nel tempo, quindi ovviamente c'è tempo a disposizione di tutti noi, energie, quindi ovviamente questo dispiace enormemente, hai detto correttamente. Io che Davide ti Assolutamente. ringrazio, spero che avrai ancora l'occasione per essere nostro ospite in futuro, magari anche con altre tematiche oppure anche con altri approfondimenti sempre riguardanti la stessa tematica. E io ti saluto, Davide Parolin, vicepresidente dell'Associazione Meteo in Veneto. Grazie. Allora, proseguiamo, diciamo, l'appuntamento, come di consueto, con la previsione meteorologica per quanto riguarda i prossimi giorni. Chiedo alla nostra regia, di inserire un po' la configurazione generale sinottica, per le prossime 48 ore. Notiamo una situazione, diciamo, senza una componente né particolarmente anticiclonica né ciclonica sul Mediterraneo. Vediamo proprio come il nostro territorio è inglobato in una situazione un po', fra virgolette, ibrida, senza una netta componente legata ad una bassa pressione o ad un'alta pressione. Lo stesso lo vedremo anche nella giornata di mercoledì. Vediamo anche la nostra grafica, così lo chiariamo anche ai nostri telespettatori e ascoltatori. La situazione non cambia più di tanto, saremo diciamo interessati da correnti nord-occidentali che comunque non impediranno il passaggio di alcune anomalie sempre di natura di matrice atlantica che potrebbero diciamo insinuarsi su questo diciamo
su questa condizione diciamo non particolarmente anticiclonica che andrà quindi a contraddistinguerci. Andiamo però con i simboli grafici relativi alla giornata di domani, martedì 9 marzo 2021. Vediamo inizialmente ancora condizioni prevalentemente soleggiate un po' su tutto il territorio, locali riduzioni di visibilità che andranno a contraddistinguere diciamo i settori prealpini e soprattutto le valli contestualmente più umide come possono essere quelle inerenti alla Valbelluna e il Feltrino, a tratti anche sulla Pedemontana, qualche addensamento che nel corso della mattinata andrà ad intensificarsi da ovest o nord-ovest, con cielo anche parzialmente nuvoloso dalle ore centrali, ma la situazione potrebbe volgere alla variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio, quando avremo un incremento di attività cumuliforme che sarà anche moderato a tratti intenso, in particolar modo sulle Dolomiti, e in questo caso non escludiamo anche la possibilità di qualche fenomeno sparso che potrebbe risultare nevoso a circa 1200-1300 metri, anche se trattandosi di rovesci, proprio la forzante convettiva indotta dai rovesci non escludiamo può provocare anche qualche fiocco anche a quote un po' più diciamo basse rispetto a quelle appena indicate. Sulle prealpi la situazione non è particolarmente differente, ma la probabilità di fenomeni comunque risulterà leggermente più ridotta rispetto ai settori dolomitici e ancor più diciamo a carattere basso sulla pedemontana, anche se non possiamo chiaramente escludere questa eventualità. Le temperature sono previste in rialzo per quanto riguarda le minime, locale lieve rialzo appunto che riguarderà soprattutto i settori a bassa quota, in calo invece sui settori montani, le massime invece subiranno una prevalente diminuzione che andrà ad interessare specie le zone montane. Tra la pedemontana e le zone pianeggianti invece avremo delle condizioni di carattere locale legate proprio anche in funzione del soleggiamento che comunque ancora potrebbe prevalere diciamo in giornata. La ventilazione sarà dapprima sud-occidentale in quota, debole e moderata, tenderà poi a quotare nel corso della giornata un arrivo di aria un po' più fredda dai quadranti nord-occidentali, a tratti risultando anche tesa entro fine giornata. Invece nelle valli avremo una ventilazione debole o al più moderata di direzione variabile. Sulla pianura invece avremo una componente prevalentemente da prima occidentale, con tendenza entro fine giornata a ruotare dal nord-est e a rinforzare in particolar modo sui settori costieri e nell'immediato entroterra. Concludiamo ora con la tendenza per mercoledì 10. La situazione vede un miglioramento nel corso già della prima mattinata, ma ancora saranno possibili delle locali nubi alte e sottili che andranno un po' a caratterizzare il cielo, specialmente sui settori dolomitici, in allontanamento, perché poi vediamo che nel corso del pomeriggio la situazione vedrà proprio un ulteriore diciamo un miglioramento con tendenza a rasserenamenti che dalle prealpi poi si estenderanno progressivamente e successivamente anche al territorio dolomitico. Le temperature saranno in calo generale per quanto riguarda la notte del primo mattino, le massime invece potranno calare diciamo in quota, mentre subire delle variazioni anche localmente tendenti al rialzo nelle valli anche in funzione del soleggiamento. Questo ovviamente riguarderà anche la pianura e i settori della pedemontana. La ventilazione risulterà prevalentemente debole e moderata dai quadranti settentrionali in quota, inizialmente prevalentemente da nord-ovest, tenderà a risultare inizialmente tesa, poi in graduale progressiva attenuazione, mentre nei bassi strati atmosferici avremo una ventilazione debole e moderata di direzione variabile a tratti settentrionale, in particolar modo diciamo in approssimazione alla costa e all'immediato entroterra, dove qualche raffica inizialmente potrebbe risultare anche d'entità maggiore. Bene, l'appuntamento con la rubrica Bel Tempo si spera termina qui. Noi vi ringraziamo anche a nome dell'emittente Valdo TV per l'attenzione che avete mostrato davvero anche molto, diciamo, intensa, devo dire molto presenti anche questa sera con la diretta, con gli interventi.
vi rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo, quindi lunedì 15 marzo, sempre alle 20:45, con un nuovo approfondimento, con una nuova tematica. Da Riccardo Mazzocco è davvero tutto, a lunedì prossimo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.